Al microscopio presenta delle dentellature, il parente cattivo del virus del raffreddore, con cui divide il 15% del patrimonio genetico. Quelle dentellature che hanno caratterizzato il coronavirus, ansia crescente per l'Europa dopo che in Cina ha seminato 4.000 contagi e più di 100 morti. E gli effetti si vedono anche dalle nostre parti, con casi di timori precauzionali che coinvolgono cittadini di origine cinese. Per esempio a Kanda, in Polesine, dove 2 fratellini cinesi appena tornati dal loro paese sono stati posti in quarantena su insistenza dei genitori dei loro compagni di classe delle elementari, o a Venezia, dove una studentessa di origine cinese ha confessato in un post pubblicato su Facebook il 3° grado a cui viene quotidianamente sottoposta da quando si è manifestato il virus e le notizie dei contagi hanno iniziato a circolare, nonostante non sia originaria di Wuhan, ma di un'altra zona ben distante della Cina. Un po' come avvenne quasi 20 anni fa con la SARS, la Regione Veneto ha attivato una task force coinvolgendo le unità di malattie infettive delle varie strutture sanitarie, i laboratori di microbiologia e i dipartimenti di prevenzione, affidando all'azienda ospedaliera di Padova il ruolo di centro regionale di riferimento per il coordinamento. All'ospedale Uganeo verranno indirizzate eventuali situazioni gravi, indicate attraverso il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute. Sono stati poi coinvolti anche i medici di medicina generale e altri professionisti del territorio.